La volontà è quella di tutelare chi ha bisogno, se parliamo di persone anziane, persone indigenti, fragili oppure con la pensione minima. Tutto questo cercheremo di farlo rientrare in dei correttivi, delle correzioni, insomma, che vadano a tutelare un po' queste categorie di persone. La levata di scudi degli inquilini degli alloggi popolari di fronte all'aumento degli affitti costringe la Regione a mettere mano a una normativa a cui fin da subito i sindacati avevano avvisato che sarebbero serviti dei correttivi. 4.560 gli alloggi ateri in provincia di Treviso, oltre 2.000 quelli di proprietà dei comuni. Negli ultimi giorni nei quartieri trevigiani, da San Paolo a San Liberale, è stata una continua protesta. Parlo per mia madre, Pascolo Bruna, che è qui da 52 anni, vive di sola pensione di reversibilità e abita in una casa che non è a norma. 90. E adesso è già i 490 passa. Canoni raddoppiati, triplicati, se l'ISEE supera i 20.000 euro l'alloggio va lasciato libero. Credo che il messaggio che deve passare è quello che non ci sono sfratti, cioè nessuno esce dalle case, insomma, perché è passato anche questo messaggio. Ci sono 2 anni di tempo per o rientrare nei requisiti oppure per trovare una sistemazione. Nuova norma fortemente voluta, ribadisce l'assessore, che va nella direzione dell'equità. Ma per far emergere l'abuso da parte di chi potrebbe tranquillamente pagarsi una casa sul mercato libero, si rischia di penalizzare chi, magari per qualche risparmio messo da parte per la vecchiaia, potrebbe cadere in povertà. I correttivi potrebbero entrare in vigore nell'arco di un paio di mesi. Noi vorremmo andare a colpire queste persone, non certo il pensionato, la signora anziana, insomma, che vive da una vita, che ha la pensione minima o quant'altro. Ma andremo anche, se c'è necessità e bisogno, a delle correzioni, delle modifiche, proprio nell'ottica di salvaguardare, pensiamo, alle persone anziane in primis, che hanno anche pensioni non sempre molto alte e che hanno effettivamente bisogno anche, insomma, di avere una garanzia. Dopo i principi della legge, che credo che siano principi condivisi, ma soprattutto principi che vogliono anche rimettere sul mercato alloggi a chi oggi, insomma, ne ha veramente bisogno.